quindi la parola immediatamente a Ernesto Perillo per l'intervento, per la relazione, la comunicazione di apertura. Sì, grazie a tutti voi di essere qui. Mi scuso di leggere l'intervento che faccio a nome del coordinamento delle associazioni che appunto avete sentito si sono trovate in questo periodo e hanno cominciato a costruire un percorso insieme di riflessione e anche di azione sulle attività e gli impegni di politica sociale del nostro comune, ma spero in questo modo di stare dentro i tempi. Ci eravamo dati una decina di minuti. Prima di leggere questo intervento, e mi scuso anche di farlo da seduto perché i microfoni qui non mi consentono di fare diversamente, mi piace, come si dice, ricordare il fatto che oggi, del tutto casualmente da questo punto di vista, il 10 dicembre si celebra la giornata internazionale dei diritti umani, che ricorda appunto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48. Credo che non sia inutile, come dire, questo richiamo ad un documento, ad una carta che sostanzialmente, insomma, mi pare è una delle proclamazioni che sono alla base appunto della convivenza umana. Nasce appunto immediatamente dopo, come dire, la distruzione e le macerie del secondo conflitto mondiale e appunto dichiara solennemente il riconoscimento della dignità di tutti a far parte della famiglia umana. Mi sembra una premessa importante, molto alta, diciamo, rispetto poi anche alle questioni che ci riguardano più da vicino, che riguardano il nostro territorio. Detto questo, allora do lettura del documento che abbiamo elaborato assieme in questi mesi di riflessione e di ragionamento sui temi appunto delle politiche sociali e dei progetti giovani e comunità che sono in discussione. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Questo è l'articolo 1 della legge 328 del 2000 che sintetizza le finalità principali di quelle che normalmente, diciamo, chiamiamo come politiche sociali. Questa legge è ancora in vigore anche se, come tutti sappiamo, la distanza tra il dire e il fare in questi anni è andata aumentando, con conseguenze negative per i ceti più deboli e in generale sui livelli di democrazia e di convivenza civile nel nostro Paese. Un ruolo importante nell'ambito appunto delle politiche sociali è quello dell'ente locale, che ha responsabilità dirette in materia di politiche sociali, essendo il primo interlocutore istituzionale della comunità, il più vicino ai problemi e alle necessità delle persone. Il Comune di Mogliano ha accolto solennemente queste finalità nel proprio statuto in diversi articoli. Lo statuto credo che valga sempre la pena, come tutte le carte insomma un po' fondamentali, valga sempre la pena di richiamarla, di tenerla a mente. E dei vari articoli a noi qui interessa citare in modo particolare l'articolo 4 che riguarda i principi fondamentali. Voi lo potete scorrere alle mie spalle, io lo leggo velocemente perché credo che sia veramente molto ricco e pieno di indicazioni che valgono ancora per oggi. La città di Mogliano Veneto, in conformità ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione italiana, riconosce il diritto alla vita di ogni persona in tutte le fasi della sua esistenza e ne garantisce la tutela senza discriminazione di sesso, razza, religione, condizioni personali e sociali. La città di Mogliano Veneto tutela la famiglia intesa come il vincolo degli affetti, della solidarietà e della
reciproca assistenza che favorisce la maturazione civile e morale della persona. La città di Mogliano Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, riconosce nella pace un valore fondamentale a cui deve ispirarsi la convivenza tra i popoli. A tal fine sostiene iniziative mirate a rendere il comune di Mogliano Veneto una terra di pace. Nel rispetto della propria identità storica e culturale, la città di Mogliano Veneto favorisce iniziative di accoglienza e di incontro con cittadini appartenenti ad altre nazionalità e culture. La città ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge del 10 aprile 91. Il Comune riconosce la differenza di genere come valore e risorsa, attua azioni positive a beneficio delle donne ai fini di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle pari dignità, delle pari opportunità, favorisce la piena e prioritaria espressione di tutti i ritmi di vita, adeguando a questo scopo anche i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione. La città di Mogliano Veneto assicura il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia delle persone con disabilità, con handicap e con disagio socioculturale, promuovendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società. Ma non si tratta solo di principi. Da tempo il nostro Comune si è impegnato concretamente alla costruzione di interventi di politica sociale importanti e qualitativamente significativi, assumendo un ruolo di leadership nel consorzio di altri comuni coinvolti e diventando punto di riferimento ed esempio di buone pratiche. In sintesi, gli elementi qualificanti di questa politica sono stati il sostegno e la promozione delle comunità territoriali, la scelta di favorire l'accesso alle risorse da parte delle fasce più deboli, aumentando la loro partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale e politica. I risultati sono stati una bassa conflittualità sociale, una migliore qualità della vita collettiva, un aumento della soggettività dei gruppi. La nostra città è stata un laboratorio importante di convivenza civile. Rilevante è stato il ruolo svolto dal mondo del volontariato, dalle associazioni dei gruppi presenti nel nostro territorio, non in funzione di supplenza e sostituzione di compiti istituzionali per le politiche sociali, ma come interlocutori e soggetti attivi. L'elenco delle iniziative è molto lungo e poi dopo di me interverrà Silvano Scaramuzza per raccontare un po' alcuni di questi interventi, di queste iniziative. Dagli interventi per la tutela e la valorizzazione del verde pubblico, alla riqualificazione della vita dei quartieri, alla promozione delle pari opportunità, alla prevenzione del disagio, al sostegno dell'integrazione scolastica e dell'effettivo diritto allo studio e allo sviluppo dei processi di inclusione e di cittadinanza attiva. È all'interno di questo quadro e di questo contesto che vanno collocati anche il progetto comunità e il progetto giovani. Nati all'inizio degli anni 2000, hanno dato luogo a molteplici iniziative. Il progetto Giovani si è posto come obiettivi il protagonismo e la partecipazione giovanile, la collaborazione con altri soggetti del territorio, la prevenzione di situazioni di disagio giovanile, una maggiore responsabilità dei giovani. Le attività del territorio, tra le quali molti confluivano all'interno del progetto Estate al Parco, sono state le più varie, dallo skate park alla sala prove, al concerto Woman, ai writer, al break dance, ai concerti, mostre, cineforum, corsi di vario genere. Il progetto Giovani, ricordiamolo, ha accettato la sfida di porsi in ascolto dei bisogni del mondo giovanile e di valorizzarne il sostegno delle famiglie e del miglioramento della qualità della vita di tutta la comunità. Al progetto Comunità, l'altro progetto che è in discussione, diciamo, in questi tempi, fanno capo altri interventi significativi. È partito, diciamo, con l'esperienza del centro di accoglienza di Zermatt del Consiglio delle Comunità Straniere, per poi proseguire con l'attivazione di gruppi di comunità per la vivibilità nei quartieri. Il percorso più significativo è stato quello che ha riguardato il comprensorio di Via Ragusa, il sostegno alle famiglie moglianesi di origine araba nella realizzazione di una scuola di arabo interamente autogestita,
la realizzazione di eventi di comunità come occasione di incontro, di socialità e di riappropriazione degli spazi pubblici. L'evento, diciamo, più significativo da questo punto di vista può essere quello che conosciamo, penso tutti, della Festa delle Culture, che si realizza da oltre 10 anni, in collaborazione con la Caritas Moglianese. Il lavoro con le donne, il progetto Mongolfiere, i corsi di formazione, il servizio di babysitting per le mamme che frequentano i corsi di lingua italiana e il CTP, l'intervento sul fenomeno della prostituzione di strada in collaborazione con i servizi sociali, la Polizia Municipale, l'Unità di Strada del Comune di Venezia e le Forze dell'Ordine, che è un progetto che è riuscito a salvare dallo sfruttamento e dalla violenza molte donne giovani e giovanissime. La partecipazione al gruppo redazionale che produce Luogo Comune e infine l'altra esperienza importante realizzata dal progetto comunità, lo sportello Arcobaleno, aperto a tutti i cittadini moglianesi di origine italiana e non, per un servizio di informazione di comunità sui temi dell'immigrazione, della cittadinanza, della ricerca del lavoro, della casa, della salute, della formazione e della cultura. A beneficiarne sono stati moltissimi abitanti e cittadini del nostro comune che hanno potuto utilizzare i servizi, le risorse e le competenze garantite per oltre 10 anni da questi due importanti progetti. Ma più in generale è la qualità della vita di tutta la comunità che ne ha tratto vantaggio in termini di integrazione, conoscenza reciproca, vivibilità, crescita culturale, civile e sicurezza. È più sicura infatti una città che sa prendersi cura dei giovani, dei migranti, dei più deboli, che sa sostenere e promuovere i processi di integrazione, accoglienza e appartenenza, che sa trovare tutte le risorse umane ed economiche necessarie per costruire insieme con il mondo del volontariato, con le associazioni, con i cittadini, un territorio come luogo davvero comune e condiviso. È più sicura una città in cui si promuovono situazioni positive di incontro che favoriscono la conoscenza reciproca e la collaborazione. L'attuale Giunta ha deciso di chiudere definitivamente questi progetti, dichiarando che non intende rinnovare il contratto che scadrà il 31 marzo 2011 e di non destinare nessuna risorsa per queste iniziative. E questa è una decisione che non condividiamo e consideriamo sbagliata e gravissima. Riteniamo infatti che la cessazione dei progetti colpisca e impoverisca tutti, poiché il progressivo smantellamento degli strumenti di tutela delle fasce sociali più deboli costituisce una minaccia per la convivenza civile, la coesione sociale e la sicurezza, senza contare il danno economico che nel tempo puntualmente si verifica quando la mancanza di cura e di sostegno alle situazioni di disagio acuisce il malessere e rende necessari interventi onerosi di assistenza e di recupero. Non è inoltre accettabile lo spreco di competenze e professionalità costruite dagli operatori nel corso di tutti questi anni. Chiediamo quindi all'amministrazione comunale e alla Giunta di dire se ritiene ancora valide le finalità dei progetti comunità e giovani, come intenda far fronte ai bisogni e alle domande sociali che quelle iniziative hanno saputo interpretare, come intenda sostenere le politiche sociali del nostro territorio. Poniamo queste domande senza alcun intento polemico o di contrapposizione, essendo rappresentanti di associazioni che lavorano sul territorio, condividendo con l'amministrazione l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della nostra città. Riteniamo come cittadini di avere il diritto all'informazione e alla trasparenza dell'informazione e che la trasparenza dell'informazione sia una regola fondamentale della vita pubblica, accanto al confronto, all'ascolto, alla partecipazione. Non possiamo in alcun modo condividere la scelta di chiudere i progetti o un loro radicale ridimensionamento tale da pregiudicare di fatto il raggiungimento delle finalità per cui sono stati realizzati. Di fronte alla crisi economica e ai tagli del governo centrale alle risorse per gli enti locali, riteniamo sia necessario un esercizio virtuoso ma anche condiviso delle risorse pubbliche disponibili. In concreto chiediamo, assieme alla proroga dei servizi,
l'apertura di un tavolo per la loro riprogettazione con la partecipazione degli operatori, dei rappresentanti degli utenti e del mondo del volontariato, al fine di garantire al nostro comune la continuità dei servizi indispensabili allo sviluppo, alla qualificazione della convivenza e della qualità della vita di tutti. Il coordinamento delle associazioni di Mogliano Veneto. Grazie.